La condizione economica e politica al comune di Porto Empedocle dopo la deliberazione del dissesto finanziario. L'intervista alla sindaca Ida Carmina, Irene Milisenda. Porto Empedocle, paese descritto per anni come un'isola felice, adesso sta vivendo un momento tra i più drammatici della sua storia amministrativa. Ed è una condizione che ha portato il Consiglio Comunale a dichiarare lo scorso 12 ottobre il dissesto finanziario dell'ente, dopo che ormai da mesi non si è riusciti a pagare nemmeno gli stipendi dei dipendenti comunali. La vicenda ha visto la sindaca Ida Carmina, appena eletta, costretta a fare conti con una situazione difficile da gestire, che la stessa Carmina, come più volte ripetuto, ritiene ereditata tra l'altro dalla precedente amministrazione comunale. Ecco perché quella del dissesto finanziario sembra essere l'unica via che l'ente ha potuto percorrere per cercare di procedere al risanamento finanziario e proiettare così il comune verso una prospettiva di rilancio che consenta anche di dare ai cittadini i servizi che meritano e restituire dignità al paese, che ultimamente ha sofferto davvero tanto. Intanto Porto Empedocle attende ancora la nomina dei commissari dell'organo straordinario di liquidazione e la giunta comunale sta cercando di andare avanti con l'ordinaria amministrazione anche grazie alla collaborazione dei privati. La situazione è che noi stiamo predisponendo tutti gli atti necessari perché appunto intervenga lo Stato, attendiamo le nomine dei commissari perché ora occorre che si proceda a una serie di deliberazioni da parte del Consiglio Comunale che dovrà appunto rivedere tutta la parte tributaria, anche fare delibere di compressione delle spese, quindi fervono le attività al Comune. Chiaramente gli impiegati sono in forte disagio e in una situazione di grande tensione. E ieri io sono stata a Mussumeli a una riunione fra i sindaci dei 21 comuni dissestati siciliani in cui abbiamo elaborato un documento comune che presenteremo al governo regionale e al governo nazionale perché prendano quei provvedimenti che sono per noi adeguati e adatti vista la situazione speciale che questo tipo di comuni vivono, perché chiaramente c'è tutta una serie di vincoli, di limiti e tante altre cose che se non interviene il legislatore per come dovrebbe noi abbiamo le mani legate. La stessa situazione che dovrà adesso fronteggiare Favara, l'altro comune agrigentino guida grillina in cui è stato dichiarato nei giorni scorsi il dissesto finanziario, ma che, a differenza di Porto Empedocle, può godere di un anticipo di cassa. Anche la situazione di Favara è diversa dalla nostra perché per esempio Favara, non avendo esaurito ancora l'anticipazione di cassa, può comunque pagare gli impiegati del comune di Favara, mentre noi ci siamo trovati in una situazione più grave perché quando io sono diventata sindaco già erano stati consumati da tempo i 5/12 dell'anticipazione di cassa, quindi non posso fare ricorso neanche a questa possibilità per poter retribuire gli impiegati, quindi ogni caso è a sé stante. Comunque sia, c'è da dire che una cosa sono le risorse finanziarie, il denaro che manca e quindi questa è una cosa importante, un'altra sono le risorse umane. Certamente il nostro paese ne è ricchissimo da questo punto di vista, ora i bambini della scuola Marullo hanno piantato degli alberi nelle aiuole, hanno fatto tutto loro, le maestre, perché noi non avevamo la possibilità di corrispondere neanche questo e altresì in questo stesso momento in altra scuola elementare, alla scuola Falcone, si sta facendo la formazione per la differenziata ai bambini con Capitaneco, infatti ora andremo lì, quindi fervono le attività per la preparazione del Natale, tutti sono attivi, le mamme, i bambini, c'è una grande gioia in questo paese, nonostante il momento di difficoltà, quindi io sono sicura che ce la faremo.